E siamo tornati ancora in studio con il nostro approfondimento sulla sanità. L'abbiamo detto prima, parliamo dell'utilizzo della laparoscopia nei casi urgenti. Lo facciamo con Ferdinando Agresta, direttore dell'UOC Chirurgia dell'ospedale di Vittorio Veneto. Buongiorno. Buongiorno. E con Giulia Montori, dirigente medico, UOC Chirurgia sempre dell'ospedale di Vittorio Veneto. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Partiamo subito cercando di spiegare, anzi prima della domanda ricordo ai telespettatori che possono chiamare il numero, lo vedete in sovraimpressione, comunque allo 0422 1628 332 per fare delle domande ovviamente inerenti a questo argomento. Parliamo proprio di laparoscopia, che cos'è e qual è la differenza con la laparotomia? Ok, allora laparoscopia e laparotomia sono soltanto due approcci che il chirurgo può utilizzare per poter eseguire un intervento chirurgico. La classica, quella che tutti quanti conosciamo, quello con cui io sono nato quando dal punto di vista professionale, era la laparotomia, cioè cosa vuol dire? Quella con l'incisione, con il taglio, che mi permette di poter entrare nella cavità addominale e di poter fare l'intervento chirurgico. Ormai sono più di 30 anni, c'è la laparoscopia. Cosa vuol dire? Sfruttando una cavità che noi abbiamo, quella cavità che nelle donne viene a essere occupata dall'utero gravidico, gonfiando un gas molto particolare, attraverso delle cannule riesco a introdurre al posto del mio occhio una telecamera che mi permette di vedere e poi dei ferri che mediano l'azione della mia mano di destra e di sinistra o gli altri ferri che mi servono. Scopia vuol dire utilizzo di una telecamera, molti sanno per esempio l'artroscopia, il concetto è lo stesso, è applicato alle articolazioni, spalla, ginocchio, isteroscopia, cioè mi permette lo studio con la telecamera dell'utero visto dall'interno, sempre tutto mediato dall'azione di una telecamera che mi permette di vedere e quindi di poter osservare anche ingrandito, perché la telecamera mi permette di ingrandire, quindi avere dei dettagli maggiori, più precisi, il campo operatorio lì dove io sto per intervenire, poter fare il mio intervento. Ecco, ovviamente la laparoscopia è meno invasiva. Sì, per far capire insomma. Assolutamente. Allora, erroneamente molti quando pensano alla laparoscopia pensano a un fattore estetico, anche, perché no? Se c'è, assolutamente, ma è il nostro ultimo idea nell'approccio alla laparoscopia. La laparoscopia mi permette di sfruttare quello che è un ambiente naturale, cioè se il buon Dio, chi per lui, scusatemi, ha messo degli organi in una cavità chiusa, e c'è un motivo. Il motivo sono due fondamentalmente: il fattore temperatura. Noi siamo animali omeotermi, quindi noi dobbiamo, tutti i nostri organi funzionano a 37 gradi, ma sicuramente l'umidità. Quindi io con queste tecniche, con la laparoscopia, permetto di mantenere la temperatura, non perdo calore e molto particolarmente non creo un'alterazione dell'umidità, che è molto importante, cosa che purtroppo invece in laparotomia purtroppo capita, con tutte delle sequele che se volete ne possiamo parlare per questa alterazione. Ecco, poi parleremo di vantaggi e svantaggi, però vedo già una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama? Sono Franco, chiamo da Paese. E chiama da? Da Paese. Da Paese. Bene, dica pure. Sì. Volevo fare una domanda. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Volevo sapere, per quanto riguarda l'ernia inguinale, è possibile la laparoscopia? Sì, allora, oggi come oggi in laparoscopia possiamo quasi fare tutto quello che riusciamo a fare in laparotomia, e sul quasi poi se volete torneremo, perché molto dipende anche dall'esperienza dell'operatore, chiedo scusa, dell'equipe, perché la differenza fra laparotomia e laparoscopia è che mentre in laparotomia il chirurgo mantiene ancora la sua funzione importante, ancora la prima donna, se così si può utilizzare, in laparoscopia è il team che fa la grandissima differenza, quindi chi opera, chi lo aiuta, la strumentista, l'anestesista, perché tutti possono vedere il campo operatorio. Tornando alla sua domanda, certo, si può fare, anzi uno degli argomenti su cui noi chirurghi ultimamente ci stiamo molto focalizzando la nostra attenzione, perché la chirurgia delle ernie, mentre l'ernia, quando io sono nato personalmente, ormai dai miei capelli si capisce che sono, dai miei pochi capelli si capisce che sono tanto tempo fa, era risaltato un po' alla fine, adesso la chirurgia di parete, perché ernia parliamo di parete addominale, ha assunto una grandissima importanza, anche come valenza qualitativa,
Per cui noi ci stiamo molto interessando a questo tipo di argomento, quindi sì, assolutamente sì, si può fare, ci sono delle tecniche specifiche dedicate per questo tipo di patologia, rispettando sempre le stesse regole. Vorrei che sia chiara una cosa, in laparoscopia non facciamo qualcosa di diverso o con regole diverse, noi applichiamo le stesse, precise, identiche regole della laparotomia, ma lo facciamo con un approccio diverso. Certo. Sì. Altre domande? Perché a me è stata rifiutata, avevo chiesto, molto probabilmente sono un po' sovrappeso e quindi mi è stato rifiutato questo tipo di operazione, ecco, tutto là. Sì, naturalmente. Grazie comunque, dottore. Prego, assolutamente, prego. Ecco, ovviamente poi di caso in caso, Certo, ovviamente. è ovvio, non siamo tutti uguali, non Ecco, siamo tutti appunto. uguali. Ecco, parlavamo di vantaggi e svantaggi Sì. rispetto... Allora, tornando al discorso, il grande vantaggio è che c'è il rispetto del corpo, dell'identità del corpo. La laparotomia, tagliando, non è che tagliamo, ecco, non è solo una questione estetica che tagliamo soltanto la cute, il grasso, molte volte incidiamo delle fasce, molte volte siamo costretti a incidere dei muscoli. Ora, la muscolatura addominale ha una funzione importantissima nella meccanica ventilatoria. Ora, forse chi è giovane non se ne accorge di questo perché compensa e riesce a compensare, ma per esempio nelle persone anziane la meccanica ventilatoria ha un notevole contributo da parte della muscolatura addominale. Se noi andiamo a alterare questa meccanica ventilatoria, vuol dire che la persona non respira più bene, una persona anziana, ecco, che non respira bene, ha tutta una serie di problemi che non sono, che sono importanti, che hanno una loro sequela. E poi il discorso che le ho fatto prima mi permette, con il fatto che io riesco a vedere meglio, anche di poter completare la mia diagnosi e poi quindi poter calibrare l'intervento chirurgico in base al riscontro del tavolo operatorio, particolarmente nelle urgenze. Ecco, la gente preferisce è un termine perché ha meno paura, diciamo, di una laparoscopia che comunque forse è meno invasiva rispetto a una... Certo, sì, dottor Google condiziona molto, Esatto. però condiziona molto sottolineando più che altro il fattore estetico, che ripeto è assolutamente importante, Certo. assolutamente importante, ma non è il motivo principale per cui viene fatta la laparoscopia. Rispondendo come ha detto al signore che ha detto prima, non sempre è possibile farla, le motivazioni sono tantissime, partiamo dalle motivazioni riguardanti la patologia da trattare, riguardanti il soggetto che dobbiamo trattare e poi, ma questo vale per tutte le professioni, particolarmente per la nostra, è l'esperienza del chirurgo e del team chirurgico che lavora insieme, fa una grandissima differenza questa. Lei prima accennava al caso urgente. Sì. Quando arriva un caso urgente, sì, è possibile quindi... Allora, sì, è possibile. Ribadisco, non voglio essere noioso, il team che fa la differenza. Il chirurgo... In laparoscopia, ecco, noi gonfiamo la cavità addominale, mettiamo una pressione, abbiamo imparato a lavorare a pressioni sempre più basse, che sembrano una cosa poco importante, ma ha un suo valore, perché io gonfiando, per esempio, spingo anche sul diaframma, il diaframma è quel muscolo che divide il torace dalla cavità addominale, quindi il discorso che dicevo prima, meccanica ventilatoria. In urgenza, dove la persona arriva non preparata, poi se volete affrontiamo questo argomento, certo che si può utilizzare, è importantissimo l'equipe che sia pronta e l'esperienza del chirurgo e se è possibile poter entrare, brutto questo termine, entrare nella cavità addominale, per esempio se io ho un'occlusione intestinale dove i visceri sono completamente dilatati, quello spazio virtuale che io devo sfruttare per poter entrare dentro e guardare è occupato dal viscere che è dilatato, quindi non sempre è possibile. Ci si può tentare, questo qua sì, ma non sempre è possibile. Infatti dopo io devo chiederle anche un'altra cosa, Sì. Prima però volevo chiedere, quindi ci sono interventi per far capire che sono programmati, interventi che sono urgenti, qual è la differenza? Perché uno dice ma io sono entrato, insomma... Cosa cambia? Cosa cambia, esatto, in realtà cambia. Esatto, in realtà cambia e possiamo dire che sembrerebbe una cosa intuitiva perché l'intervento programmato, urgente, emergente sembra una cosa diciamo di facile comprensione. In realtà ci sono delle caratteristiche per cui si decide di diciamo, eseguire un intervento in maniera programmata piuttosto che in urgenza o in emergenza.
e la differenza la fa sostanzialmente il paziente, cioè se il paziente si presenta ad esempio in ambulatorio con una patologia che può essere un'ernia, come diceva prima il signore, oppure anche un tumore o dei calcoli della colecisti e viene attuato, diciamo, un percorso che è quello che va ad indagare il tipo di patologia, gli accertamenti che devono essere fatti, e si ha tutto il tempo per poter arrivare al tavolo operatorio sostanzialmente nelle migliori condizioni possibili. Anche se anche negli interventi programmati chiaramente ci sono delle priorità, perché appunto un paziente con una patologia oncologica ha una tempistica che sarà diversa da un paziente che ha un'ernia ma non sintomatica, ad esempio ha solo la tumefazione ma non ha dolore, non ha altre sintomatologie, che quindi diciamo può aspettare, sempre con la dignità della patologia, quindi ci sono, appunto dipende questo insomma dalle caratteristiche della patologia. Per quanto riguarda invece l'intervento in urgenza e in emergenza, il fattore tempo è cruciale, perché in questi casi il paziente arriva più spesso in pronto soccorso, ma può arrivare anche in ambulatorio, in una situazione completamente alterata, sia dal punto di vista fisiologico, diciamo, che anche dal punto di vista anatomico talvolta, che questo rende anche più difficile poi l'esecuzione dell'intervento. E possiamo dire che in urgenza abbiamo ancora, diciamo, 12-24 ore per poter completare, insomma, gli accertamenti che abbiamo e per decidere se effettivamente il paziente deve andare al tavolo operatorio o se possiamo ad esempio fare un trattamento non operatorio. Pensiamo per fare un esempio, ad esempio a pazienti che hanno un'appendicite acuta o una colecistite acuta, che ci permettono ancora di avere comunque il tempo di poter fare gli accertamenti che ci servono. Magari un paziente con un'occlusione intestinale a volte può capitare di riuscire ad avere una risoluzione anche con un trattamento non operatorio. Certo. Diverso è dal paziente in emergenza, come può essere ad esempio un trauma della strada, un'emorragia o appunto uno shock settico, quindi una situazione di un'infezione generalizzata, per cui veramente lì si tratta, entro le prime 6 ore sostanzialmente bisogna fare in modo di interrompere il processo per riportare il paziente a una situazione di stabilità. E quindi in questo caso, ecco, appunto, il fattore tempo è assolutamente fondamentale. Parlavamo prima di persone che possono o non sono magari adatte per, ci diceva anche il signore, ad esempio, diceva io sono in sovrappeso, quella potrebbe essere una causa per... mi è venuta questa curiosità sentendo il signore con il fatto del sovrappeso. Allora, diciamo che qui abbiamo diverse... la medicina è anche un'arte. La medicina è un'arte dove noi impariamo giorno per giorno, impariamo dall'esperienza che uno fa. In alcuni casi l'obesità viene vista come una controindicazione all'approccio laparoscopico, in altri casi invece è vista proprio come una indicazione principe, perché il discorso che facevo prima dell'incisione, del tagliare, un conto che io lo faccio una persona magra, così, un conto che lo faccio una persona che è sovrappeso, per cui anche il mio tagliare e chiudere può essere causa di complicanze che si possono avere in un futuro. Tenga conto che noi adesso, una cosa che noi non facciamo dal nostro lato, la chirurgia bariatrica, la chirurgia dell'obesità, il 90%, il 95% viene fatto con l'approccio laparoscopico e parliamo di interventi, la chirurgia per la cura dell'obesità. E parliamo di una chirurgia di una certa importanza dal punto di vista impegnativo per il paziente e per chi la deve eseguire. Quindi se viene fatta la chirurgia bariatrica ci sono alcuni casi in cui anche altre patologie in pazienti obesi possono essere trattate con questo tipo di approccio. Ci possono essere dei momenti in cui uno magari dice, consiglia, particolarmente per quanto riguarda le ernie, non tanto quelle inguinali ma quelle addominali, un calo ponderale. Ecco, per un calo ponderale può aiutare a chi deve ricostruire di poter avere più stoffa o di avere meno tensione sul punto dove uno sta ricostruendo. Questo qua sì, assolutamente sì, può essere. Ma queste sono quelle che noi chiamiamo le controindicazioni relative. Esistono delle condizioni assolute, cioè in cui la laparoscopia non può essere fatta. Tipo? Ecco, allora, tipo un paziente instabile dal punto di vista emodinamico. La mia collega ha citato prima un trauma, se ho un sanguinamento per cui non riesco a mantenere la pressione, a questo punto siccome è lo stesso creare quel gas che io introduco mi può creare delle alterazioni nel ritorno venoso, ecco, allora un paziente, noi usiamo il termine tecnico, emodinamicamente non stabile, una controindicazione all'approccio laparoscopico. Altre controindicazioni possono essere per esempio un grave cardiopatico,
perché mettere nell'aria in addome, creare quello spazio per lavorare può darmi dei problemi sempre per quanto riguarda il sangue che va e che viene dal cuore. Ho un paziente con una grave patologia respiratoria, per il discorso che ho detto prima, il diaframma altera la meccanica ventilatoria, questo non può essere possibile. Parliamo però di situazioni dove, ecco, a parte l'emergenza, la grande differenza lo fa l'anestesista. Il collega anestesista per noi è il nostro amico più caro e davvero lui ci permette di poter operare, perché io dico sempre, faccio la battuta, mi deve addormentare il paziente e me lo deve svegliare e mi deve permettere a me di lavorare nelle migliori condizioni possibili. E il concetto di team, quando io parlavo team, è fondamentale, cioè tutti devono sapere quello che noi facciamo e conoscere quello che si sta facendo e perché si fa in quel modo. Ecco, quindi abbiamo visto la differenza tra l'emergenza, l'urgenza e la programmata, quindi diciamo che nella emergenza è un po' più difficile, diciamo, fare una laparoscopia proprio perché il tempo è poco e magari la situazione è una situazione... Appunto il paziente non è stabile, quindi diciamo il rischio è elevato. Ci sono adesso ormai anche delle linee guida che si stanno aggiornando anche in questo senso, nel senso che se una volta era sia cioè, al di là dell'emergenza anche nell'urgenza veniva considerato, diciamo, poco sicuro in qualche modo fare un approccio laparoscopico, in realtà le ultime linee guida sia nazionali che internazionali stanno vedendo che comunque non solo lo si può fare sempre in mani esperte e sempre con appunto un'equipe che supporta, e con delle cautele in più magari rispetto a quello che può essere, diciamo, l'intervento programmato, e sempre tenendo conto che a seconda anche del paziente, delle richieste eventualmente dell'anestesista o della situazione locale che si trova, se è necessario fare la cosiddetta conversione laparotomica, che spesso non piace e che per il chirurgo spesso è considerata una sconfitta, in realtà non è così, perché l'obiettivo è quello di fare la cosa migliore per il paziente. Quindi in certi casi è proprio necessario iniziare magari anche in laparoscopia, fare una parte in laparoscopia e poi magari completare con il taglio classico, diciamo. Quindi se serve. Può essere anche... I due approcci sono due approcci che si possono utilizzare e modulare sul tipo di paziente che si ha, sulla condizione anche che può essere in sala operatoria, che può cambiare anche da un momento all'altro, e dalla situazione appunto locale anche anatomica che si trova. Ecco, noi non abbiamo parlato però che cosa va a curare e che cosa va a... la laparoscopia, uguale comunque che un l'altro approccio. Allora, praticamente oggi come oggi si potrebbe quasi far tutto in laparoscopia. Ecco. Dico si potrebbe perché mentre su alcuni organi, alcune patologie abbiamo delle certezze, cito la prima, la più famosa, la più conosciuta, la colecisti. Ormai non dico che sia quasi obbligatorio fare la laparoscopia nelle situazioni in urgenza, ma viene chiamato, si usa un termine in inglese, il gold standard, cioè noi sappiamo che trattare la patologia della colecisti con la laparoscopia è quello che viene essere considerato il top. Ma tutti gli organi, l'intestino, il grande, il piccolo, l'appendice, parlando delle donne, utero e ovaio, lo stesso fegato, poi ci sono degli altri organi dove vuoi perché la patologia non è tanta, vuoi perché è messa una situazione anatomica un po' particolare, e ci stiamo cominciando ad avvicinare, ad affrontarlo con l'approccio laparoscopico. Voglio citare uno, il pancreas. Sapete che il pancreas è quest'organo dietro, che è messo dietro di tutto, dietro il peritoneo, dove i centri dove ne fanno tanta. Ecco, non puoi diventare un chirurgo laparoscopista se non sei un buon chirurgo laparotomista. Perché? Ecco. Perché poi devi convertire, devi andare a fare con quell'approccio. Le nuove leve, tipo la mia collega che sta qui, anche se sono nate, io dico sempre scherzando, con un laparoscopio in mano, però hanno sempre accanto qualcuno un po' più diversamente giovane e che nel caso della conversione sa dare una mano, e poi la capacità di apprendere nuove leve è esponenziale rispetto alla nostra, almeno di quella mia generazione. E quindi ci sono alcuni organi dove centri specializzati che ne fanno tante stanno cominciando a fare questo tipo di approccio. Ho citato il pancreas, ormai quasi tutto, cioè dallo stomaco per tutto l'intestino fino ad arrivare all'ano, per via retrograda, e nelle donne utero e ovaio. Nell'uomo c'è la prostata.
La prostata, poter fare l'approccio laparoscopico nelle problematiche della prostata, anche se non è il mio campo, il nostro campo di interesse, è assolutamente sì, ma anche lì centri dove viene fatto, dove c'è un'esperienza, per cui ci si può permettere di poter cambiare, come ecco, io so andare in bicicletta, allora prendo la bicicletta da corsa, ma so andare in bicicletta normale, insomma, quindi so appena andare avanti o cose del genere. Ecco, lì prima accennava al fatto della cura, diciamo, dell'obesità, anche in, che è una cosa, insomma... Sì, allora, il problema dell'obesità è un problema misconosciuto, almeno qui in Italia, fino a qualche decennio fa. Anche se poi è scoppiato. Poi è scoppiato. Esatto. Ci siamo resi conto che poi è scoppiato, perché è un problema, se posso definire un problema sociale. Non è soltanto la persona in sovrappeso, ma la qualità. È una cosa importante, noi stiamo molto discutendo non soltanto sulla quantità di vita, ma sulla qualità di vita. Ecco, un paziente obeso, e poi sono le varie qualifiche di obesità, la qualità di vita è assolutamente alterata. Teniamo una persona che non può alzarsi, che non può andare in macchina, che non può muoversi, che non può portare i bambini a spasso, cose del genere, è un grosso problema. Poi con tutti i problemi medici che seguono, articolazioni, cuori, polmoni, tutto quanto. La chirurgia è iniziata come chirurgia laparotomica e adesso pian pianino stiamo cambiando verso la chirurgia laparoscopica, e ormai chi fa questo tipo di chirurgia sono dei centri dedicati. Per esempio noi non la facciamo perché, ecco, il discorso del team che facevo prima, non è soltanto la chirurgia dell'obesità, non è soltanto l'atto chirurgico, ma c'è un prima che è molto importante, quindi arrivare dall'endocrinologo al nutrizionista allo psicologo che deve seguire il paziente, l'atto chirurgico è un dopo, perché sono patologie che vanno seguite nel tempo. È un po' come la stessa identità di una patologia oncologica, dove sì, ti ho operato, ti è andato bene, ma devi essere seguito nel tempo, perché il famoso termine inglese follow up, perché devo essere sicuro che tutto sia andato bene, che non ci sia qualche cosa che mi costringa, o dal punto di vista medico o dal punto di vista chirurgico, a dover intervenire. Quindi è la stessa precisa cosa, anche se non parliamo di una patologia benigna rispetto a una patologia maligna. Ecco, io poi volevo dire che quando parliamo ovviamente di obesità, parliamo di obesità vera, insomma, perché poi purtroppo ci sono le persone che dicono con qualche chilo in più magari posso fare, no, ecco, spieghiamolo bene, perché sennò purtroppo è anche difficile poi riuscire. Nell'ospedale di Vittorio Veneto, come dati, quanti interventi in laparoscopia, quanti invece... Allora direi che la maggior parte degli interventi vengono eseguiti in laparoscopia, soprattutto gli interventi programmati, quindi adesso forse con i dati più per il primario. Comunque la maggior parte degli interventi in programmati vengono fatti in laparoscopia. Per quanto riguarda invece gli interventi urgenti, come dicevo, l'approccio laparoscopico è direi nell'80%, 70%, insomma l'approccio iniziale, poi dopo chiaramente può essere necessario, insomma, dover fare la conversione. Quindi adesso chiedo a lei a questo punto i dati, quelli programmati, quelli vabbè, l'abbiamo detto già, in urgenza e emergenza è diverso la situazione. Io se posso, io non sono del Veneto, si è sentito dal mio modo di parlare, io nasco e cresco a Roma, e ormai sono 35 anni che sono qui nel Veneto, e sono nato professionalmente proprio a Vittorio Veneto. Il Veneto ha questa caratteristica di avere delle piccole realtà come questo Vittorio Veneto, ma tantissimi altri ospedali molto attente, produttive dal punto di vista clinico e scientifico. Io mi ricordo la prima colecisti laparoscopica fatta a Vittorio Veneto nel 1992, il primo colon fatto con l'approccio laparoscopico nel 1994. Io ero il dottorin a quel tempo, ero capelli neri lunghi e cose del genere. I primari che si sono susseguiti, e io adesso ne prendo il posto, sono stati sempre molto attenti alla questione della laparoscopia, per cui si è sempre fatta. E ormai, diciamo, per noi è quasi normale fare un intervento laparoscopico in elezione, è difficile che non venga fatto, a meno che ci siano delle controindicazioni assolute. Ecco, il paziente, il collega anestesista dice: guarda, questo io non te lo posso addormentare. Sentivo prima il signore che chiedeva delle patologie delle ernie. Noi ormai le facciamo quasi tutti laparoscopia, ma l'anestesia è generale. Se questo non è possibile, per X motivi che prima abbiamo detto, lo stesso collega anestesista dice: guarda, io non te lo posso addormentare, facciamo un altro tipo di anestesia che però non mi permette di fare l'approccio laparoscopico. Anche per le urgenze,
La laparoscopia nasce all'inizio come metodica diagnostica. Le prime laparoscopie venivano fatte per studiare il fegato, nei problemi di chi aveva cirrosi, cose del genere. Tenga conto che le prime fecondazioni assistite, quando ancora stiamo parlando dell'inizio del 1900, per andare a prendere i famosi ovuli, venivano fatto con il laparoscopio. C'è stato un bellissimo film anche recentemente proprio della storia della prima infermiera che collaborava a questi dati qua. Poi da lì, dalla diagnostica, cioè dal capire, mi aiuta a capire, si è passata alla parte operativa. La mia filosofia, la nostra filosofia, che non è mia, nel senso è dalla fortuna che ho avuto di chi mi ha insegnato i mestieri, io ho avuto 3 primari prima di diventare io primario, è quello di dire: se posso io introduco, si chiama laparoscopio lo strumento ottico, io lo introduco per capire, perché non sempre in urgenza ed emergenza riusciamo a capire. Una peritonite, ti arriva un paziente con una peritonite, può nascere dall'appendice, dal colon, dalla colecisti, quindi è vero che la diagnostica per immagini è fondamentale, abbiamo dei colleghi radiologi bravissimi, però anche questo ha un limite. Allora io dico, o a perfezionare la diagnosi, e poi prima la mia dottoressa ha usato il termine convertire, c'è molto di influsso cattolico, no? Il convertire mi viene sempre in mente San Paolo sulla via di Damasco che sbaglia e che torna indietro. No, non sbagliamo, capisco la situazione com'è e capisco anche che con l'approccio laparoscopico non lo posso fare. Perché? Perché è una cosa banalissima, se posso citare, veniamo appreso da un'urgenza, è un conto che ho un intestino che mi pesa, faccio una battuta, 100 grammi, è un conto con un intestino che ha una massa che mi pesa 3 kg, non riesco a gestire la laparoscopia perché sono dei ferretti molto molto piccoli, non so se mi capito, quindi però questo è anche proprio prettamente meccanica, o l'alterazione dell'anatomia. Noi abbiamo delle infiammazioni, è come una casa che prende fuoco. Vedevo prima, mentre aspettavo il vostro telegiornale, il camion che prende fuoco, non sai dove sono i pedali, dove è il cambio, perché tutto ha preso fuoco. L'anatomia con un'infiammazione, chiedo scusa, la peritonite, l'infiammazione è un fuoco, mi altera completamente, non riesco più a capire dove finisce uno e finisce l'altro. Allora a quel punto la manualità o andare lì pian pianino in qualche modo ti può essere d'aiuto. Ecco, noi stiamo per andare in pubblicità, però ci sono stati veramente passi da gigante in questo campo. Assolutamente sì, e sono passi esponenziali. Cioè non è il passo 2, 4, 6, 8, è 2, 4, 8, 16, 24 e così via. Ed è sempre di più, è sempre di più. Questo perché c'è una joint venture anche con le industrie. Un po', io cito sempre l'esempio di un pilota di motocicletta, scusate, cito perché tutti quanti è simpatico Valentino Rossi. Valentino Rossi prova la moto e dice al suo meccanico: ma mi puoi correggere questo, fare questo? Stessa cosa anche noi, molto spesso noi chiediamo, portando i nostri problemi, cerchiamo all'industria, che per noi sono parte in quel momento, se ci possono aiutare. L'intelligenza artificiale, di cui si parla tanto, forse anche in maniera sbagliata. Ricordiamoci sempre che alla fin fine il responsabile di spingere il bottone è sempre l'uomo. Quindi su questo poi è un argomento molto interessante, quindi così o cose del genere. Però per esempio ci stanno aiutando nelle immagini, nel capire bene, o nel fare un paragone. È un futuro, ma non è un futuro tanto lontano. Cioè io riesco con la telecamera a proiettare quello che sto vedendo dal campo operatorio e un'intelligenza artificiale riesce a metterli insieme a quelle che sono le immagini radiologiche. È un futuro, okay. In alcuni centri viene fatto, ancora sperimentale. Però i progressi sono enormi e devo dire che molte cose che noi stiamo imparando in laparoscopia poi le portiamo in laparotomia. Addirittura. E di questo poi parliamo fra qualche minuto dopo la pubblicità, anche perché ha accennato all'intelligenza artificiale, che è un argomento che magari tratteremo e insomma abbiamo visto davvero passi da gigante nell'interventistica, ma tanto ancora probabilmente c'è da fare. Pubblicità. E siamo tornati nuovamente in studio. Io vorrei chiedere subito, perché è una cosa che si chiedono molte persone, qual è il recupero quando si fa una laparoscopia invece di una laparotomia? Allora, diciamo che il recupero, detto anche proprio dai pazienti, e quindi è assolutamente più rapido negli interventi di laparoscopia. Proprio per quel motivo che spiegavamo prima, che quindi viene alterata meno la funzionalità sostanzialmente della parete addominale e quindi del core addominale.
e quindi pazienti che vengono operati anche con interventi di una certa entità, insomma in laparoscopia, grazie anche appunto al supporto comunque anestesiologico e della terapia del dolore che viene eseguita dagli anestesisti, hanno spesso un recupero molto rapido. Noi siamo anche molto attenti in questo, nel senso che sin da subito dopo l'intervento chirurgico cerchiamo di spronare anche il paziente a mobilizzarsi, quindi a mettersi seduto, a iniziare a camminare. Questo anche perché aiuta non solo diciamo la parte respiratoria a recuperare, ma anche il transito intestinale, che è fondamentale per appunto ridurre anche il tempo, insomma, in cui il paziente sta a letto sostanzialmente. E come tempistiche? Per esempio per un intervento di ernia, ecco, che citavamo prima, se il paziente viene operato la mattina, già al pomeriggio viene fatto alzare, viene accompagnato in bagno, chiaramente all'inizio con il supporto dell'infermiere, certo. Però insomma sin da subito. Ma anche per interventi chirurgica maggiore, come può essere un intervento al colon, ecco, magari dal giorno dopo insomma si inizia subito a fare questo tipo di movimentazione, insomma. E si riducono anche i tempi di ricovero. Si riducono i tempi di degenza, quindi di conseguenza si riducono anche i costi, chiaramente, ma si riducono anche le complicanze per il paziente, perché prima il paziente si mobilizza. A volte noi siamo un po' noiosi quando facciamo il giro visite, perché appunto cerchiamo di spronare, soprattutto anche i pazienti anziani, perché appunto la laparoscopia è molto vantaggiosa anche per i pazienti anziani, ma è fondamentale che mantengano il loro tono muscolare, quindi che il ripristino di tutto quello che è la loro mobilità che avevano prima venga mantenuta, altrimenti il rischio è quello che magari dopo rimangano allettati o che non riescano più, insomma, a fare le stesse cose che facevano prima, ecco, quindi la laparoscopia in questo aiuta moltissimo. Purtroppo con la laparotomia invece questo non c'è, o meglio, diciamo, è più lento, perché certo, dovendo andare a fare un taglio proprio su tutta la parete addominale, soprattutto anche per un discorso di dolore, cioè il dolore post-operatorio è maggiore, certo, e quindi di conseguenza il paziente sente questo discomfort, questo dolore su cui appunto gli anestesisti ci aiutano, ma che comunque a volte insomma non è sufficiente, e quindi fisiologicamente richiede una tempistica che è più lunga. Quindi se la laparoscopia appunto già dal giorno stesso o dal giorno dopo il paziente si può alzare, in laparotomia, ecco, anche se ormai cerchiamo di spronare anche i pazienti con la laparotomia, però magari si aspettano 2 o 3 giorni, ecco, prima di riuscire a mobilizzare il paziente. Comunque in ogni caso la tempistica della degenza è sempre più breve Sì, è sempre più breve rispetto a quello che era prima. passato. Esatto, ma proprio perché si è visto anche che ci sono delle problematiche a mantenere il paziente con una degenza lunga in ospedale. In primis un discorso di infezioni intraospedaliere, spesso a volte i pazienti fanno fatica a capirlo perché si sentono più protetti magari ad essere in ospedale. In realtà appunto il problema delle infezioni intraospedaliere con questi germi multiresistenti è molto importante, e quindi di conseguenza riuscire a mobilizzarli presto in modo che il recupero sia rapido e il rischio di complicanze sia più basso, di conseguenza fa sì anche che uno continua la propria convalescenza poi certo, anche a casa, diciamo, ecco, quindi insomma non è che a casa deve mettersi a fare ginnastica subito. Effettivamente insomma, un paziente, soprattutto poi gli anziani, si sentono più protetti in un ambito ospedaliero, quindi certo, tenderebbero magari... Noi abbiamo imparato ultimamente a non parlare più di paziente anziano, nel senso che l'età per noi non è una discriminante. Usiamo un'altra terminologia che secondo me è molto più omnicomprensiva, il paziente fragile, dove l'età è uno dei tanti parametri che veniamo a considerare. Certo, un novantenne è diverso da un ventenne, dovrebbe essere diverso da un novantenne da un ventenne. Il concetto, in ospedale bisogna stare il meno possibile, non è per una questione di costi e cose del genere, come diceva la dottoressa Montoni, intanto per le infezioni. Io faccio una battuta, i primi untori siamo noi medici che veniamo da fuori, però noi ci dobbiamo stare e noi abbiamo un vestiario adatto solo per la sala operatoria o solo per il reparto. L'altra cosa, noi stiamo diventando vecchi, l'Italia è un paese di vecchi, sono i dati Istat che lo propongono. Il paziente anziano, che magari è una persona estremamente presente nel proprio ambiente familiare, perché ha i punti di riferimento, e arrivando in ospedale gli mancano i punti di riferimento. Cose banali, io lo dico sempre, le nostre camere sono camere bianche. 4 camere bianche, l'unica differenza è il televisore. Quindi una persona, è uscito anche per esperienza personale di mio papà 87enne, l'ho dovuto ricoverare d'urgenza, che adesso non c'è più, una persona che tranquillamente viveva per Roma, in ospedale è uscito fuori di testa.
Certo. situazioni d'acuto, con tutto quello che volete, perché è davvero, ma ti mancano i punti di riferimento che sono importanti, che a parte il rapporto familiare, la propria casa, le proprie abitudini, quindi in ospedale meno ci sta, e questo è importante. E questo la laparoscopia ci ha permesso. E quello che dicevo prima, la laparoscopia, abbiamo portato le cose in laparotomia, ciò che abbiamo imparato nella laparoscopia, mobilizzare subito il paziente, lo facciamo anche in laparotomia, cioè il paziente bisogna muoversi subito, noi siamo fatti per stare in piedi e per muoverci. L'abbiamo imparato, grazie alla laparoscopia abbiamo capito che si può fare e l'abbiamo portato anche in laparotomia, e questo, il fatto di scambiare ciò che impariamo con una tecnica, con un approccio, di portarlo anche nell'altro, questo è assolutamente fondamentale. Ecco, prima di parlare poi di futuro e dei passi che si possono ancora fare, tanti ovviamente, le patologie oncologiche. Assolutamente sì. Perché è una delle cose che molti chiedono. Certo. Allora, all'inizio sulla patologia oncologica c'era stato un po' qualche dubbio sull'utilizzo della laparoscopia, perché si diceva che la stessa laparoscopia poteva essere, proprio perché noi entriamo nella cavità addominale a pressione, potevamo in qualche modo favorire il diffondersi della patologia. Abbiamo visto che questo non è, ormai parliamo con dati, noi ragioniamo anche con il tempo, per cui noi portiamo dati che sono ventennali, abbiamo esperienza di 20 anni, sappiamo che questo non è, anzi, l'intervento chirurgico è uno stress. Lo stress vuol dire abbassare le difese. Il peso dell'intervento chirurgico può essere più stressogeno rispetto a un altro. L'intervento laparotomico è più stressogeno rispetto all'intervento laparoscopico. Quindi fa abbassare ancora di più le difese. Quindi ancora di più si può fare, naturalmente sempre se è possibile. Ricordiamo che siamo tutti quanti diversi, quindi noi questo ragionamento lo facciamo su una media. Io sono diverso da lei, come è diverso dalla dottoressa, e specialmente io sono diverso adesso, o potrei essere diverso fra mezz'ora alcun incidente stradale, spero di no, insomma, per farvi capire. E quindi particolarmente la patologia oncologica, abbiamo imparato ormai quasi tutti i tumori a riuscire ad aggredirli con l'approccio laparoscopico, se è possibile, se ci sono le condizioni che ci siamo detti prima all'inizio della trasmissione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono ovviamente tumori che sono difficili da affrontare. La difficoltà del tumore è data fondamentalmente, allora, sempre partendo dalla condizione che il paziente, noi siamo terminologia inglese, perché l'inglesismo fa parte, è la nostra lingua, con cui noi parliamo fra di noi, fit for surgery, cioè il paziente è abile per essere operato. Detto questo, poi è per essere operato per via laparoscopica o laparotomica, poi molto spesso il tumore, dalla grandezza del tumore, vi ho detto prima, se ho un mandarino o un'anguria o un melone, non riesco a gestirli per via laparoscopica, oppure anche la fragilità stessa, cioè il rischio che io toccando un tumore lo posso rompere anche toccando con le mani, ma la mia mano abbiamo quella sensibilità, che non ce l'ho per via laparoscopica. Però, solo discorso, a meno entrare e capire e modellare il nostro intervento in base all'ultimo riscontro. Io dico sempre che l'atto operatorio per noi chirurghi è il momento in cui noi diamo un giudizio, operabile o non operabile, cosa posso fare e fin dove posso arrivare. E questo è fondamentale. E lei ha detto una cosa importante, perché l'abbiamo detto anche per altri settori, l'equipe, la squadra è fondamentale. Assolutamente sì. No, che non è formata solo dai chirurghi, è formata dai chirurghi, dagli anestesisti e poi... Assolutamente, ma c'è un prima, c'è una presa... Allora, parliamo naturalmente della elezione, perché che è diverso dell'elezione dell'intervento programmato dall'intervento invece in urgenza, dove lì naturalmente il numero delle persone si restringe fortemente, ma nella lezione noi abbiamo, tu vedi il paziente, lo affidi, noi abbiamo degli infermieri importantissimi nel preoperatorio. Non è soltanto il preparare il paziente, vuol dire anche preparare psicologicamente, quindi sapere che tu sei accompagnato, sono cose banali, gli appuntamenti precisi, tu sai a quest'ora vai, che trovi un viso che tu già sai che è quel viso lì. Ci sono alcuni interventi dove tu vieni preparato all'intervento chirurgico, non so, la preparazione intestinale o lo stato nutrizionale, o vedere, cosa molto importante, se il sangue, se è giusto, se è adatto per fare quel tipo di intervento. L'anestesista. E poi c'è il reparto, anche lì non è banalità, parliamo di qualità di vita. È ovvio, noi non siamo un albergo a 5 stelle, non esiste l'albergo a 5 stelle, però siamo in un momento in cui una persona si affida nudo, completamente a noi, quindi anche quella privacy, quella sensibilità, specialmente nelle persone anziane. E qui abbiamo, io parlo per la mia esperienza all'ospedale Vittorio Veneto,
dei colleghi infermieri che sono non bravi, bravissimi da questo punto di vista. Poi c'è l'equipe chirurgica che è composta dal chirurgo, ma è composta dall'anestesista e degli infermieri che girano intorno a noi. Lo strumentista per noi è fondamentale. L'ho detto prima, forse è un inciso, prima nell'atto chirurgico laparotomico più o meno, ecco, io sono grande e grosso, non mi vedete seduto, ma sono grande e grosso, mi metto io davanti e chi mi sta accanto non riesce a vedere, perché ci sono io. Invece la laparoscopia, il fatto che noi proiettiamo è che tutti possono vedere. Se posso citare, stamattina abbiamo fatto un intervento di laparoscopia dove la mia strumentista giovane, una ragazza giovanissima ma in gamba, precedeva le mie richieste, perché sapeva perfettamente, perché vedeva e quindi capiva perfettamente quello che io dovevo fare. In laparotomia, bravissimo lo stesso, avrebbe avuto qualche difficoltà perché era davanti a me e quindi non riusciva a seguirmi nell'atto operatorio. Sembra una banalità, sembra una banalità, ma ecco, come il team della macchina, quando la macchina io mi fermo al pit stop, tutti sanno cosa devono fare perché tutti vedono precisamente quello che bisogna fare, è una grandissima differenza. E poi il post-operatorio, il recupero del post-operatorio, anche lì i fisiatri, i colleghi fisiatri che vengono da una mano per la riabilitazione motoria, persone anziane, quindi persone che magari prima dell'intervento camminava, l'intervento poi dopo non cammina più. Perché? Perché è allettata, perché magari, brutto forse da dire, c'è i tubicini, lo stesso catetere vescicale, ecco, è un impedimento. È lì i fisiatri che ci aiutano, una grandissima differenza. Quindi davvero non è un'equipe, è un mondo, che c'è un prima, un durante e c'è un poi. Questa è la grandissima differenza. Che è fondamentale perché insomma ora va di moda la parola umanizzazione, ma è questo ed è fondamentale per il paziente, per voi, ma soprattutto per il paziente che si mette poi nelle vostre mani. Futuro, abbiamo detto, insomma, tanti passi sono stati fatti e tanti se ne faranno, perché questo, l'ha detto, è un mondo. E l'intelligenza artificiale, l'accennava prima. Mi permetto una battuta, il mio futuro ce l'ho qui. Io sono contentissimo che ho un'equipe di giovani, la dottoressa è tra le mie più anziane, sono contentissimo. Che è giovanissima, tra l'altro. Che è giovanissima, io sono il più anziano, ma nelle mani di questo ne vado fiero. E posso dire una cosa, non voglio fare nessuna cosa. Assolutamente. Ambiente donna. Io dico sempre che le donne hanno un quid in più rispetto a noi uomini e ne parlo da papà, io vanto sempre di essere unico maschio in mezzo a 4 sorelle, mamma, di avere una moglie e di avere 2 figlie femmine. Ma io dico sempre, anche oggi dicevo alla mia giovane collega, ancora più giovane che mi aiutava all'intervento chirurgico, non serve la forza in chirurgia, ci vuole la tecnica. E ci vuole quella sensibilità che voi avete che io non ho, perché siete donne, cioè, c'è una grande differenza, quindi il futuro è questo. Tornando ci tenevo a dirlo perché è giusto, perché è così. Intelligenza artificiale, anche noi siamo intelligenti. Io nasco bambino e poi pian piano devo crescere, devo imparare. Io forse sapevo di più 40 anni fa quando ho iniziato, ma ho meno esperienza. E l'esperienza l'ho fatto nel campo imparando. La stessa cosa l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve imparare e siamo noi che dobbiamo insegnare l'intelligenza artificiale. Poi quando lei ha imparato, allora lei mi può aiutare. E questa è una grandissima cosa molto molto importante. Noi non si sostituisce. Ancora non si può sostituire e anche perché dobbiamo, magari in un futuro sarà capace anche di autoesperienziarsi, ma in questo momento no. Quindi noi stiamo imparando, stiamo facendo. È un progetto che il futuro, io credo che, io non lo vedrò perché la mia generazione, cioè io sono al termine della mia professione, così, ma lei sicuramente sì, lo vedrà, ma sempre con questo, il problema dell'intelligenza artificiale, ecco, viviamo in un momento brutto, di guerre e controguerre e cose del genere, ci sono minacce di guerre importanti, ma alla fine sarà un uomo che spingerà un pulsante. La stessa cosa avviene per noi, la decisione è sempre nostra. Non possiamo in questo momento delegare a qualcosa di esterno la decisione, però ci può assolutamente aiutare e dobbiamo farci aiutare. E questa è la grandissima cosa. Quindi immaginiamo, a parte la nostra chirurgia, nei nostri primi interventi avevamo le pompe per gonfiare, che per gonfiare una pancia impiegavamo 10 minuti, adesso, sto esagerando ma per farvi capire, in 30 secondi riusciamo a fare. Le ottiche siamo passati, le stesse cose della televisione, al 4K, alla terza dimensione. Lo strumentario, la robotica, uno pensa che il robot è indipendente, è sempre l'uomo che
che lo muove. Se riusciamo a ricreare il movimento della mia mano, cioè questa articolazione qui, che il laparoscopia, sapete che noi abbiamo, non riusciamo a fare, ma pian piano ci stiamo arrivando, quindi il progresso che va assolutamente avanti. E il progresso si fa con il confronto. Insegnando intelligenza artificiale e confrontandoci fra di noi, quello che noi facciamo, no? Anche adesso io sono appena tornato da un congresso internazionale, giovedì e venerdì sarà un altro congresso, non è per esporre me stesso quanto sono bravo io, ma per confrontarmi, perché è come un bel discorso, no? È la punteggiatura che fa la differenza. Ecco, il progresso io come lo vedo, il discorso noi lo sappiamo fare, dobbiamo mettere bene la punteggiatura per far diventare quel discorso un bel discorso comprensibile a tutti. Mi permette una domanda? Certo. Quanto è importante, è vero, ci sono, insomma, il futuro è un po' tutto da disegnare comunque per tutti, quanto è importante avere un primario come lui, con una conoscenza, e questo me lo deve permettere, con una conoscenza come questa a una generazione che insomma è giovane. Io devo dire che sono stata anch'io fortunata in quanto a primari, perché fino adesso ho sempre avuto degli ottimi primari. Un po' me li sono anche scelti, devo ammettere, nel senso che so che sia durante il periodo di specializzazione di cui tanto si parla, ma appunto anche dopo, è fondamentale riuscire a capire il metodo soprattutto, perché spesso i chirurghi scalpitano per andare in sala operatoria e uno dei miei primi primari, quello che mi aveva insegnato era che prima di fare bisogna appunto conoscere e sapere quello che si va a fare per dare poi anche le indicazioni corrette nel paziente corretto, eccetera. Poi il gesto tecnico lo si affina col tempo e questo devo veramente ringraziare anche il dottor Agresta, perché appunto come anche insomma altri primari che ho avuto prima hanno sempre avuto un occhio particolare per quello che è la formazione, la ricerca scientifica, ma non come cosa a sé stante, come cosa che fa proprio parte di quello che deve essere la pratica clinica. E infatti un po' anche per questo motivo che insomma, diciamo, fondamentalmente da quando abbiamo ripreso un po' a pieno ritmo l'attività abbiamo cercato di fare almeno 2 corsi l'anno proprio a Vittorio Veneto, l'ultimo l'abbiamo fatto qualche settimana fa. In particolare i topic erano sulla chirurgia di parete e sulla chirurgia d'urgenza, che sono un po' sempre considerate delle figlie di un dio minore, perché sono rispetto ad esempio alla chirurgia oncologica, ma che impattano moltissimo sulla qualità di vita dei pazienti e che richiedono appunto anche un'equipe dedicata, e questi corsi sempre con la collaborazione anche di colleghi internazionali ma anche nazionali, col supporto anche di società scientifiche, ci permettono non solo di essere un momento formativo per chi viene ad ascoltarci, ma anche proprio per l'equipe nostra dell'ospedale, perché se pensiamo anche corsi ad esempio per infermieri non è così facile trovarli, e quindi in questi contesti si cerca anche di far capire anche appunto al personale sanitario che fa parte insomma, del nostro ospedale quali sono, cioè che cosa facciamo, che cosa possiamo migliorare e cercare ogni volta, insomma, e questo sicuramente è molto stimolante. E quindi la domanda la giro anche a lei, ma diversa. I giovani sanno e ovviamente arrivano cercando di insomma apprendere il più possibile anche le nuove tecniche. Quanto importante è conoscere anche le tecniche passate, secondo lei? Allora, correggo, la tecnica è sempre la stessa. È il modo con cui viene fatto che è diverso. Perfetto. Ci tengo, no, ripeto, non è che la laparoscopia abbiamo delle regole diverse, le regole sono le stesse. Qualunque patologia lo trattiamo, dalla patologia oncologica alla patologia non oncologica, quindi dall'ernia all'emorroide, le tecniche sono le stesse. L'esperienza, allora, il background può servirti nel momento in cui tu devi convertire. Io nasco insieme alla chirurgia laparoscopica, non posso citare nomi perché io ho avuto accanto un grandissimo collega che ancora c'è, a cui io voglio un bene dell'anima, che lui laparoscopia zero, però per me era una sicurezza, perché io sapevo che se avessi dovuto convertire avevo accanto chi mi dava quella sicurezza che io da giovane dottorin non avevo. Le nuove generazioni è questo, avere qualcuno accanto che abbia questa formazione. Pian piano sarà sempre di meno, il chirurgo laparottomista scomparirà sempre di più, perché è ovvio che andremo avanti, così o cosa del genere. Faccio una battuta, chi si ricorda che i finestrini aperti per l'aria, adesso l'aria condizionata è normale, io ho le mie figlie che dicono ma papà, noi abbassiamo il finestrino per avere l'aria, adesso non c'è l'aria condizionata, però si abbassa il finestrino. Però in questo c'è quella capacità di sapersi confrontare e di studiare del confronto con gli altri,
che è fondamentale. Confrontarsi, e questo è quello che dicevano sempre anche i primari che ho avuto, mamma e papà. Io vengo da una generazione in cui mio padre mi diceva si fissa su due cose, e sto parlando di 60 anni fa, l'inglese e il computer. Io so parlare perfettamente inglese grazie ai miei genitori che hanno investito mandandomi non a studiare ma a lavorare in America, il che è diverso, e il computer, perché io la prima cosa che mi accorgo da mio padre è il computer non per giocare ma per fare. E loro hanno la stessa cosa, sono anche molto più avvantaggiati rispetto a noi, perché in questa globalizzazione le esperienze si passano molto più velocemente, a parte YouTube. Ma anche YouTube ha una sua funzione, se tu hai un dubbio, dottor Google ti può aiutare, naturalmente devi sapere dove andare a cercare, quindi assolutamente sì, questo è fondamentale. Fondamentale anche la formazione, ovviamente. Assolutamente sì. Come diceva... Posso mi metto un'altra battuta? Sì, Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai, io ho 62 anni. Questo vale un po' per tutte. No, 62 anni e imparo da loro, perché il problema, io credo che il momento in cui uno si sente arrivato deve smettere qualunque mestiere. Loro in continuazione non mettono in dubbio, ma mi stimolano a pensare, ma facciamo questo, ma facciamo quest'altro, ha visto quest'altro. Per questo io sono contentissimo di avere gente in gamba, giovane, intelligente, che ha voglia di fare. Io porto la mia esperienza e loro portano il loro entusiasmo, e questo è fare equip. Io ringrazio davvero, perché vedo che sono le 14:29, quindi sono precisa. Ringrazio davvero Ferdinando Agresta per essere stato con noi e speriamo di averlo ancora qui per tornare a parlare di questo, perché è importantissimo, e anche Giulia Montori, che è il futuro della medicina, quindi ringraziamo davvero tutti e due. Grazie. Ringrazio, siamo arrivati al termine, ringrazio Alessandro Granziera e Francesca Pezzo che ci hanno seguito fin qui. Vi ricordo che subito dopo la pubblicità ci sarà la diretta di Antenna 3 sul Carnevale. Grazie davvero a voi e a me non rimane che salutarvi, arrivederci.